RPL, un cordiale buongiorno da Antonio Verna ed un cordiale buongiorno da Lorenzo Viviani. Benvenuti alla trasmissione consueta del venerdì all'ora di pranzo dedicata all'agricoltura. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno, un caro saluto ai radioascoltatori. Bentornato, come sono andate queste festività, Lorenzo? Queste festività, Antonio, cosa hai combinato? A parte la domenica che, guarda, l'ho potuta fare in famiglia, poi ci siamo spostati in Italia, abbiamo lavorato, un periodo caldo per noi parlamentari, penso che lo potranno testimoniare tutti i nostri colleghi, perché abbiamo amministrativa, abbiamo le europee ormai il prossimo mese, quindi insomma certo. Un momento caldo, un momento importante, anche perché le sorti, soprattutto anche collegandoci alla nostra trasmissione, anche le sorti dell'agricoltura e della pesca dipenderanno dal voto del 26 maggio, quindi è fondamentale battersi e far capire l'importanza di questa battaglia agli italiani. Benissimo, ti dico io, tu poi cosa hai fatto, insomma, perché tu ormai ci aggiorni sulla tua pagina Facebook, no? Che cosa hai fatto in queste festività? Hai scritto: dopo la giornata di Pasqua dedicata alla famiglia, hai fatto visita a Pasquetta all'ospedale Sant'Andrea insieme a Stefania, penso sia tua moglie, giusto? No, Stefania è la senatrice Pucciarelli. Ah, la senatrice Pucciarelli, certo. Ospite qui un sacco di volte. E stanotte in mare, perché è tempo cattivo e manca qualche membro dell'equipaggio, quindi sei andato a pesca la notte di Pasquetta. Assolutamente, lunedì sera, la sera di Pasquetta, era brutto tempo, poi c'era qualche persona che mancava per le festività e quindi sono andato a dare una mano, devo dire la verità, mi sono ritemprato un po', ho preso un po' di salmastre, sono quelle cose che mi rendono vivo. Quindi, e che cosa hai pescato? È servito sia a me che all'equipaggio che era in formato ridotto quella sera. Sì, dico, cosa hai pescato? Io pesco l'acciuga, Antonio. Ah, che hai ragione, Antonio, mi sbagli così, dovresti saperlo che sono un pescatore di acciughe. E poi tu hai scritto: spero abbiate passato serenamente queste festività con i vostri cari, ci vediamo domani per i tanti impegni sul territorio. Poi hai pubblicato una barca insieme ai tuoi colleghi amici pescatori, no? Dalla Lancia hai scritto del Savonarola, che è una barca. Lì è molto importante. È stato perché nel decreto emergenze, ecco, volevo arrivare qui, decreto emergenze, che poi anticipiamo agli ascoltatori, ascolteremo la dichiarazione di voto a fine della trasmissione. Ecco, nel decreto emergenze siamo riusciti, oltre tanti provvedimenti importanti, perché ricordiamo il decreto emergenze che nasce per il problema Xylella, per il problema latte in Sardegna. Grazie comunque a questo decreto siamo riusciti a inserire all'interno provvedimenti importantissimi riguardo all'agricoltura, quindi un sostegno al settore suinicolo, l'anticipazione della PAC e tante altre cose, fra cui un emendamento che sono riuscito a far condividere anche alle altre forze politiche, che è stato quello che riguarda il piano sanzionatorio della pesca in mare, quindi tutta la parte legata alle sanzioni, quindi la rimodulazione delle sanzioni, che fino ad oggi erano sanzioni che comunque non erano ponderate sulla realtà, non c'era proporzionalità fra precetto e l'infrazione, quindi mettevano sia in difficoltà i pescatori sia i controllori, quindi le catene di porto. Quindi siamo riusciti a portare a casa questa battaglia storica, che devo dire la verità era una battaglia che aveva abbracciato a parte la Lega nel 2016, quando è stato varato il piano sanzionatorio, poi nel 2017 una grande manifestazione dei pescatori a Roma, ma è stata abbracciata in primis dal nostro ministro Centinaio, che io mi ricordo da umile pescatore in piazza era lì con noi a manifestare, quindi per dirti un po' di storia, un po' di vita vissuta. Sì, e mi è piaciuta molto una foto che tu hai pubblicato che ti ritrae mentre guardi Montecitorio, dove dici: termina una giornata lunga e molto importante, passa il decreto emergenze agricole, emergenza olio, latte, tante altre, puntini, poco più di 2 anni fa tu hai scritto: ero in questa piazza a protestare contro il regime sanzionatorio, oggi lo abbiamo definitivamente archiviato, hai scritto, e poi come tu stesso hai anticipato. Guarda, Antonio, è una cosa che mi ha emozionato, come ti ho detto prima, in quella piazza c'ero insieme al senatore Candiani, all'assessore regionale Stefano Mai,
al nostro ministro Gianmarco Centinaio, insieme a tanti altri amici pescatori che, devo dire la verità, quotidianamente mi danno una mano nella mia opera per quanto riguarda le battaglie per il settore della pesca. Sì. Ed è stato emozionante sapere che 2 anni prima ero lì a manifestare, comunque sia in maniera del tutto pacifica, ma una manifestazione forte, perché ha portato pescatori da tutta Italia, anche da Pantellerie, cioè eravamo da nord a sud uniti per dire no a queste regole europee, no anche al piano sanzionatorio, che sono andati aggiungere dei regolamenti europei assurdi. Sì. Quindi figurati, il regolamento europeo sbagliato più sanzioni pesantissime, praticamente si andava a decretare la fine della pesca. Ecco. Dopo 2 anni, dopo tante battaglie, siamo riusciti a portare a casa questo provvedimento e farlo entrare nel decreto emergenza. Benissimo, e poi, come tu stesso dicevo e hai anticipato, sentiremo negli ultimi 8 minuti della nostra trasmissione proprio il tuo intervento sul decreto emergenze agricole. Allora, Lorenzo, abbiamo in collegamento il nostro ospite che presento tra pochissimo, perché dobbiamo introdurre l'argomento del giorno, no? Sai che io faccio i soliti quiz, oggi sono poco preparato, scusami, però posso farti delle semplici domande, vediamo se indovinerai. Allora, ti dico subito che questa pianta è di un colore verde brillante, no? Si usa in estate, ma anche tutto l'anno, ha un odore, un profumo per me eccezionale, no? Tu immagina che io quando vado un po' al supermercato oppure al fruttivendolo proprio prendo un pezzo di questa foglia e sento l'odore, tanto mi piace. Tu hai capito di che cosa stiamo parlando? Io ho capito di cosa stai parlando, perché quando parli con un ligure di qualcosa, una pianta, una foglia verde, è un odore particolare, ma soprattutto un odore che è particolare per la tipologia, perché ricordati che quando tu stai parlando del basilico e parleremo del pesto, ma ecco, la cosa che contraddistingue il nostro pesto, il pesto ligure, è proprio il basilico di Pra, che è caratterizzato da questa foglia piccolina ma estremamente profumata. Ecco. E da ligure... Dimmi Antonio. Dico, Pra poi è un quartiere di Genova, no? Pra è un paese che negli anni poi è diventato quasi una insomma, appendice di Genova, però penso che uno di Pra si senta di Pra e è genovese ma è di Pra, quindi ti dico non stare a dire che è un quartiere di Genova, perché il nostro ospite penso che si possa arrabbiare. Allora presentiamo, lo saluto. Ciao Stefano. Sì. Buongiorno a tutti. Presentiamo appunto il signor Stefano Bruzzone, titolare dell'azienda agricola Serre sul Mare Ferrari e Bruzzone, che appunto coltiva da tantissimi anni il basilico e produce proprio il pesto di Pra. Allora, signor Bruzzone, ci racconti un po' la storia della sua azienda, da quanto tempo voi coltivate il basilico, come si coltiva il basilico, quali sono i vostri prodotti? Ci spieghi un po' anche delle caratteristiche, delle particolarità della pianta del basilico? Certo, beh, innanzitutto buongiorno a tutti, io sono all'interno di una serra, peccato che l'odore non può essere così in qualche maniera trasportato. Sono qua dentro in questa serra di basilico ed è veramente un qualcosa di inebriante. La nostra è la 5ª generazione che fa basilico qua a Genova Pra, come dicevate. Pra è una delegazione del Genovesato, è un paese dove è famoso la coltivazione del basilico, come è famosa un po' in tutta l'area ligure comunque la coltivazione del basilico genovese, che è la nostra varietà per antonomasia, proprio la più profumata, la più coltivata. Questo perché viene una foglia piccolina, foglia cucchiaia, convessa, un profumo molto delicato e ovviamente la materia poi finita, che è il pesto genovese con i 7 ingredienti, come diceva un direttore di orchestra, i 7 sono le note, nel pesto 7 gli ingredienti, quindi una grandissima sinfonia. Sì. Questo è il principe, la materia principe del pesto, il basilico genovese. Gli altri ingredienti sono l'olio extravergine d'oliva, rigorosamente Riviera di Ponente o Levante, comunque sono 2 oli ottimi, assolutamente. I pinoli nazionali, l'aglio, anche questo sull'aglio
c'è da fermarsi un attimo, perché l'aglio è molto importante nel pesto, è nella parte minimale della ricetta, quindi in quantità minore, però l'aglio deve essere un aglio molto equilibrato. In Liguria abbiamo Vessalico, un aglio molto importante della riviera di Ponente, però ecco, abbiamo delle buonissime altre varietà, Piacentino, Sulmona, sì. Comunque danno un buonissimo spunto. E per finire, ovviamente, il formaggio, le due tipologie che sono il pecorino e il parmigiano reggiano. Quindi stiamo parlando di 7 ingredienti che danno un grande aroma, un grande spunto a quello che è la salsa, la seconda salsa al mondo più consumata, il pesto genovese. Quindi siamo veramente... La cui materia fondamentale, come diceva lei prima, è proprio il basilico. Ma tornando proprio al basilico, no? Ci parli un po' della coltivazione, quanto tempo, poi dal seme, poi c'è il fiore, ci racconti un po'? Certo, il basilico in Liguria viene coltivato all'interno di serre, quindi serre a tutti gli effetti riscaldate d'inverno. Abbiamo la possibilità di coltivare 365 giorni all'anno. Viene messo anche in fuoricampo nei periodi estivi, perché ovviamente ricordiamo ai telespettatori che il basilico è una pianta che arriva dall'Asia Minore, quindi è una pianta che ha bisogno di caldo perché essa si sviluppi. Ha bisogno di caldo e ha bisogno anche di luce. Questo perché? Perché è una pianta molto energivora. Il fatto che d'estate ci metta quindi in fase produttiva all'incirca 28-30 giorni, invece d'inverno ce ne mette 37-38 giorni perché le giornate sono più corte. Quindi ecco, abbiamo diversi tempi e tipologie di coltivazioni, ma è dovuto anche ovviamente dalle stagioni climatiche, e dalle stagioni, quindi d'estate impiega meno, d'inverno impiega di più. Queste sono le tempistiche di raccolta e di crescita del basilico. Ma questo profumo, no, che il basilico emana sin dall'inizio, no, della crescita o a fase di maturazione completa? Diciamo che il basilico, quando le due foglie dei cotiledoni, quindi le foglie vere, sono pronte, lui incomincia a emanare piano piano odore, profumo. E sono i 6 oli essenziali che sono all'interno delle pellicole, delle microvescicole che ha le foglie e il basilico, che sono all'interno di queste vescicole, qua sono custoditi i 6 oli essenziali. Ed è per questo che l'anno scorso, tra l'altro, c'è stata questa campagna importantissima perché pesto eseguito, fatto a mortaio e quindi con un'azione manuale, non meccanica, non con il frullatore ma manuale, quindi una salvaguardia degli aromi all'interno delle foglie, quindi frantumati manualmente, questa salsa diventi patrimonio immateriale dell'UNESCO e speriamo che questo percorso venga portato avanti e sotto questo punto di vista qua l'UNESCO a tutti gli effetti dia così, ecco, favorevole a questa grandissima salsa. Pesto fatto a mortaio, io ricordo, non è solamente fare pesto, ma dietro c'è un grande aspetto, un affetto, un'emozione tale. Io ricordo mia nonna da ragazzino quando arrivavo nella sua cucina e lei con un gesto quasi eroico prendeva il mortaio da terra e veniva posizionato sul tavolone, mortaio di marmo, quindi molto pesante, arrivava in cucina con questo grembiulone pieno di basilico messo sul tavolo, incominciava a emanare dei profumi inebrianti, incredibili. Ecco, il fatto di mettere poi l'aglio nel mortaio, i pinoli e il basilico dentro incominciava a pestare e il divertimento poi di noi nipoti era quello di andare a rubare un po' di pesto appena fatto
e assaggiarlo subito. Certo. E il ricordo di questa preparazione non è solamente ricordare il pesto, ma sono degli effetti che poi noi tutti genovesi e liguri, chi ha il mortaio in casa, è un qualcosa di veramente importante, sicuramente. Lorenzo, lascio a te la parola. Sì, no, confermo con Stefano, ecco, una cucina ligure non può mancare il mortaio. Ormai purtroppo magari viene tenuto il mortaio della nonna come soprammobile, però penso che sia fondamentale. Quello che ha detto Stefano è da sottolineare e lo condivido pienamente, il fatto che sia legato non solo sono oggetti che sono legati alla nostra cultura e alla nostra tradizione, nonché viene molto meglio perché, come dice Stefano, non è frullato, ma proprio col mortaio si fa un altro tipo di operazione, penso sia proprio il fatto di schiacciare la foglia, quindi è proprio meccanicamente diverso e quindi il risultato è completamente diverso. Ecco, Stefano, perché vogliamo parlare di pesto oggi? Perché ci è venuto in mente di parlare di Stefano in questa trasmissione proprio oggi? Perché veniamo proprio da un'iniziativa che c'è stata alla Camera dei Deputati di sensibilizzazione anche a livello parlamentare sul discorso del pesto, proprio in visione della bella iniziativa che c'è stata l'anno scorso sulla la candidatura a patrimonio materiale dell'umanità presso l'UNESCO di questa fantastica salsa ligure. Ecco, ti volevo chiedere questo, ecco, il pesto, il mortaio e tutto, ma quanto è importante, cos'è l'importanza degli ingredienti, quanto è importante utilizzare realmente il basilico di Pra o comunque prodotti legati al territorio, come detto prima, rispetto nella riuscita della salsa, ecco. Questo è molto importante. Come dicevi tu, la scelta degli ingredienti credo che sia fondamentale. La scelta del basilico genovese, questo è cosa fondamentale, primo ingrediente. Il fatto di usare un parmigiano reggiano, quindi stiamo parlando di una DOP, il fatto di usare il pecorino romano anche, quindi garanzia, tutela del consumatore. L'altra cosa fondamentale, credo che, di questo ne sono convinto, il grande segreto del pesto genovese ne deve sapere di tutti i 7 ingredienti in maniera equilibrata. Certo. Il fatto di farlo a mortaio ovviamente è un qualcosa è un plus assolutamente incredibile. Questo perché non andiamo a scaldare la foglia, quindi con un mezzo meccanico, ma il fatto comunque che andiamo in qualche maniera manualmente a strofinare le foglie tramite il pestello di legno, e ricordiamo sempre il mortaio deve essere di marmo, quindi un oggetto freddo, è un materiale freddo, non va a surriscaldare gli oli essenziali che sono all'interno del basilico. Ecco, un'altra cosa fondamentale è quella: il pesto a mortaio si fa e si consuma subito. Consumatelo come volete. Ovviamente ci vengono in mente i gnocchi, le trofie, le tregnette, ma è usanza anche usarlo come supporto a una bella mozzarella di bufala. Adesso andiamo incontro all'estate, certo. Dire anche pietanze più prelibate, più fresche, un bel carpaccio di pesce spada, una bella orata, un filetto di orata con un po' di filetto addirittura il pesce, addirittura il pesce. Dobbiamo ovviamente anche così in qualche maniera cercare di portare quello che è un condimento che veniva usata con la pasta, ecco, i canoni sono la pasta, anche con delle pietanze diverse che siano la pasta. Sull'estate i formaggi, anche una bella rollatina di stracchino, pesto, fantastico anche quello. Quindi abbiamo tantissime pietanze dove il pesto può avere una connotazione incredibile. Quindi ben venga alle grandi iniziative esteri di chef e cuochi che possono comunque in qualche maniera dare lustro a questa grande salsa. Benissimo, allora signor Bruzzone, andiamo un attimo in pausa pubblicitaria, ci risentiamo tra pochissimo, subito dopo la pausa.
Adesso va a destra, 300 metri dritto, poi il semaforo. Certo che fai sempre la stessa strada tu, ma non hai voglia di cambiare. Chi ha parlato? Sono io, la Digital Radio, quella che ha cambiato il modo di ascoltare la radio con il sistema DAB+. È ora di cambiare. Vivi tutta la magia della Digital Radio. Se stai per cambiare auto, chiedila con il sistema DAB+, dal 2019. In tutte le auto nuove. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Provala! Pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Sono Giovanna. Mondoflex. Aprile, dolce dormire, diceva un vecchio proverbio. E a farvi dormire bene ci pensa la Mondoflex. Abbiamo una promozione straordinaria. Con l'acquisto di un materasso in memory, in regalo una bellissima rete ad hoc in faggio. Venite a trovarci, vi aspetto. A Treviolo e a Melzo, il sabato orario continuato. Mondoflex reti e materassi. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella, Brescia e Desenzano del Garda. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. In molti ci invidiano e ci odiano perché siamo ancora liberi. Se vuoi aiutare Radio Padania, segnati il nuovo IBAN per i tuoi bonifici. IT 89R 08453 01602 000 000 101971 presso la Banca di Credito Cooperativo di Milano SC. Aiuta Radio Padania. Diventa nostro editore. IT 89R 08453 01602 000 000 10 19 71. Rieccoci carissime amiche e carissimi amici di RPL, bentornati. Con noi in collegamento telefonico abbiamo Lorenzo Viviani e il signor Stefano Bruzzone, titolare dell'azienda agricola Serre sul Mare in località a Genova, che produce basilico e pesto genovese. Signor Bruzzone, volevo farle un'ultima domanda. Lei sul pesto, no? Sul pesto, o meglio sul basilico, qualche altra curiosità? Quali sono le proprietà benefiche del basilico? Le proprietà benefiche, in antichità il basilico veniva usato come decotto per allievare tutto quello che era il discorso muscolari e per quanto riguarda l'aspetto anche digestivo. Teniamo presente che oltre a questi così decotti venivano fatti anche degli unguenti con il basilico però più grosso, quindi quasi in fiore. Venivano fatti degli unguenti, ma questo per quanto riguarda decongestionativo per il discorso muscolare. Quindi a parte buono è anche in qualche maniera in questo aspetto, ecco, tra virgolette, aiuta quello che è il corpo, quindi ha tutti gli effetti buono di pancia e buono di corpo. Benissimo, allora signor Bruzzone, noi la salutiamo, la ringraziamo per essere stato qui con noi questo venerdì, ospite in questa trasmissione. Lorenzo, salutiamo il signor Bruzzone. Grazie Stefano, grazie mille, e ti verrò a trovare in serra, ti verrò a trovare presto in serra. Grazie a voi, grazie.
Buongiorno dottor Rolfi. Buongiorno a tutti voi. Grazie mille per aver accettato il nostro invito. Le volevo chiedere un po' di curiosità della regione Lombardia e un po' di eventi, di programmi che riguardano appunto il suo ruolo di assessore all'agricoltura in questa regione. Prego. Le curiosità, gli eventi sono tanti. Diciamo che in campo agricolo ci caratterizziamo per essere una delle regioni più importanti a livello nazionale per produzione. Magari molti non lo concepiscono perché pensano alla Lombardia come una grande terra industriale, ecco, sì. Finanziaria. Pensiamo a Milano, che è la capitale finanziaria del paese. Certo. Lo è, ma abbiamo un retroterra agricolo ancora molto diffuso, molto produttivo, molto intensivo senz'altro, ma fatto anche di tante produzioni di qualità. Se pensiamo soltanto al campo zootecnico, al tiro caseario, insomma siamo quelli che producono il più alto quantitativo di latte e di prodotti DOP nel panorama nazionale. Quindi insomma è una terra fortemente agricola. Da lì derivano tanti appuntamenti. Soltanto oggi siamo impegnati a girare almeno 4 eventi agricoli. Ieri eravamo a Como a firmare un protocollo di collaborazione con la Federazione Cuochi Italiana per promuovere nel circuito enogastronomico lombardo i prodotti lombardi. Sono tanti fronti, mi limito soltanto a evidenziarne uno che a noi sta particolarmente a cuore, che è il tema della valorizzazione del prodotto agricolo. Si fa tanto parlare giustamente di Italian Sounding, cioè della contraffazione del prodotto italiano nel mondo, che effettivamente è un problema serio, frutto della globalizzazione. È altrettanto vero che dentro i nostri confini oggi c'è ancora poca consapevolezza e poca capacità di distinguere i prodotti, e quindi lavorare ad esempio con la distribuzione per promuovere meglio, raccontare meglio, valorizzare meglio i prodotti agricoli significa riconsegnare maggior valore all'agricoltore, difendere il prodotto agricolo da quelli che sono i similari o i contraffatti che purtroppo sono in circolazione, e anche fare corretta alimentazione. Certo. Lorenzo, puoi chiedere qualcosa? Sì, intanto saluto Fabio. E ora Fabio sei entrato nel nostro spazio dedicato agli assessori, gli assessori all'agricoltura, alla pesca, delle regioni dove governiamo all'interno delle alleanze. Mi fa piacere ricordare che dove andiamo a governare noi, l'assessorato all'agricoltura ci cerca sempre di dargli un certo tipo di importanza, ci cerca di metterci la pedina come Lega, perché è fondamentale dire la nostra. Quindi vuol dire che un partito comunque dà una dimostrazione di attenzione verso questo settore. La Lombardia è fondamentale, è importante dal punto di vista agricolo. Ecco, ti volevo chiedere, nel decreto emergente che è passato adesso alla Camera, deve finire il suo iter al Senato, c'è tutto il discorso legato all'anticipo della PAC. Ecco, come può essere importante questo a livello regionale? So che come Lombardia voi siete gli staccanovisti come in tutto il resto, fammi dire, a livello nazionale sui pagamenti della PAC, insieme al Veneto, comunque le regioni, le nostre regioni forti del nord. Come può essere un percorso giusto da intraprendere, la possibilità di anticipare i soldi legati alla PAC ai nostri imprenditori agricoli? Per me avete fatto un ottimo lavoro. Noi sull'anticipo PAC ci eravamo già mossi, quindi ben venga questa iniziativa nazionale che poi dà a tutte le regioni la stessa opportunità. E per noi è fondamentale, perché significa dare l'opportunità all'agricoltore. E se penso alla mia regione, penso in molti casi a tipologie di aziende agricole che a giugno-luglio, quando anticiperemo la PAC, hanno ancora la cultura in campo, quindi che hanno la necessità di ricorrere per evidenza di liquidità spesso ai canali bancari con i costi che ne derivano. La possibilità di anticipare consente di avere liquidità per far fronte appunto all'attività aziendale, quindi è un'operazione intelligente per noi per quanto riguarda la nostra situazione di bilancio sostenibile, tant'è che ce l'avevamo già mossi, ma ben venga questa opportunità che viene data
a tutti gli agricoltori lombardi. Dopodiché nel decreto emergenze ci sono anche altre iniziative, una su tutte che colgo l'occasione per sottolineare, data per ricordare insomma il buon lavoro fatto, è il lavoro sul tema delle quote latte, che per noi è una ferita ancora aperta, e la possibilità di prendere qualche mese di tempo per capire se dopo il voto europeo dovesse emergere una sensibilità differente in Europa su un tema che va chiuso, senza strozzare il collo alle aziende, visto che il regime delle quote è superato da anni. Penso che sia dimostrazione di grande sensibilità che il governo e il Parlamento ha dato. Benissimo. Dottor Rolfi... ma c'è anche il ruolo, ti dico, scusami Antonio, sì, vai. per sottolineare questa cosa, anche del rapporto anche, devo dire, insomma, l'apporto fondamentale che c'è stato dalle regioni, soprattutto dalle nostre regioni del nord, a questo decreto emergenza, e con questi provvedimenti che nascono principalmente dal loro input. Quindi noi abbiamo portato avanti delle battaglie che loro tutti i giorni devono fare sul territorio. Quindi questa, devo dire la verità, è insomma, è quello che ci si aspetta dalla squadra della Lega, e devo dire la verità, ha portato a buon fine anche questo decreto emergenza, che non prende in particolare le regioni del nord, perché parliamo di, come dicevamo prima, di due situazioni di emergenza legate a due regioni, Sardegna e Puglia principalmente, ma che ha portato anche a casa dei risultati grossi per quanto riguarda quote latte, anticipo PAC, aiuti per il settore suinicolo. Benissimo. Dottor Rolfi, è al via la 19ª edizione di Agrinatura, no? Sono più di 200 gli espositori ad Erba. Ci può spiegare di che cosa si tratta? Quell'iniziativa che abbiamo inaugurato ieri è una bella esperienza in cui insomma non è soltanto una fiera tipica per gli addetti ai lavori, come tanti importanti esistono in Lombardia, non solo in campo agricolo, ma è una manifestazione rivolta alle famiglie, quindi promuovere la cultura rurale, la cultura agricola, il buon cibo, vuole sostanzialmente favorire una sorta di riavvicinamento fra città e campagna. Questo è il senso di questa iniziativa molto bella, che va a sottolineare come l'agricoltura non è un tema soltanto del comparto produttivo. L'agricoltura riguarda tutti noi, riguarda il cibo che mangiamo, riguarda il modo in cui ci alimentiamo, e come mangiamo, come ci alimentiamo determina anche il successo o meno di una filiera agricola territoriale. E quindi è una tematica che non può non interessare tutti, indipendentemente dal lavoro che facciamo. Questo è un po' il significato dell'Agrinatura. Noi l'abbiamo sostenuta, e c'è la presenza anche con uno stand molto bello di Regione Lombardia, e abbiamo scelto ieri questa iniziativa per siglare quell'accordo che vi dicevo prima con la Federazione dei Cuochi, per lavorare insieme nella promozione dei prodotti agricoli lombardi. Benissimo. Ci può ricordare così in maniera simpatica quali sono i prodotti tipici più importanti della regione Lombardia? Ma in primis direi tutto ciò che deriva dal latte, il grana padano, parmigiano reggiano, che si fa anche in Lombardia, il gorgonzola, tanti altri prodotti di origine latino-casearia, il taleggio, il bagos nell'alta valle, in alte valli lombarde, il silter, tanti prodotti che hanno avuto tra l'altro un riconoscimento DOP, ma che hanno radici storiche secolari. Poi siamo anche una realtà estremamente suinicola, insieme all'Emilia Romagna deteniamo 2/3 della produzione campo suinicolo nazionale, quindi contribuiamo al DOP del prosciutto di Parma, ma abbiamo anche DOP nostre minori nel campo sempre del salume di origine suinicola. Siamo una grande regione maisicola, produzione di mais, legata anche ai disciplinari dei formaggi, come anche in campo risicolo, a Lomellina, provincia di Pavia, insieme al Piemonte, insomma, le zone di produzione del riso, difeso grazie alla Lega con la reintroduzione dei dazi a livello europeo dopo le maledette clausole EBA che hanno liberalizzato l'import dal sud-est asiatico, così come anche altre produzioni quantitativamente minori ma qualitativamente importanti nel campo della frutticoltura, ad esempio. Benissimo. Allora, dottor Rolfi, purtroppo il tempo stringe, dobbiamo salutarla. Grazie mille per essere intervenuto quest'oggi, questo venerdì. Buon proseguimento di giornata.
Grazie Fabio, ci discuteremo ancora, perché poi alla fine voi stesso videogiornali siete insomma gli attori principali anche di questa trasmissione, che è proprio aperta sull'agricoltura, insomma sui temi che non sono solamente romantici, ma sui temi produttivi dell'agricoltura, quindi quando avremo bisogno di te ti disturberemo. Grazie Fabio. A sempre a disposizione, buona continuazione. Grazie mille. Allora Lorenzo, so che sei in partenza, dove vai stasera? Io devo scappare perché ho un aereo che mi aspetta per andare a Mazara, dove abbiamo il nostro segretario Matteo Salvini, Mazara del Vallo in Sicilia, che è famosa per la sua marineria peschereccia, quindi andrò giù e domani avrò tutta una giornata legata a Catania, Licata, Sciacca, tante marinerie che mi hanno chiesto di questi incontri, quindi insomma ci muoviamo, siamo in continuo movimento. Come dico sempre, abbiamo Matteo che corre per 100 all'ora, noi se riusciamo a fare i 50 km/h dobbiamo essere già contenti, insomma, dobbiamo impegnarci sempre. Benissimo, allora Lorenzo, grazie mille per oggi, con te ci risentiamo venerdì prossimo. Adesso sentiamo il tuo intervento alla Camera sul decreto emergenze agricole. Io saluto tutti, grazie per averci seguito, ci risentiamo lunedì. Ciao Lorenzo. A te e a tutti gli radioascoltatori. Grazie. A 2 emergenze agricole che hanno messo in ginocchio la Sardegna e la Puglia. Regione a 2 emergenze agricole che hanno messo in ginocchio la Sardegna e la Puglia. Regioni che hanno nell'agricoltura e nel settore zootecnico parte principale della loro economia e occupazione. Risposte che è scontato dire il precedente governo non è riuscito a dare. Come non sono riusciti a dare alcuni governi regionali, che hanno drammaticamente fallito il loro mandato di salvaguardia del territorio e delle sue ricchezze, come ad esempio è accaduto in Puglia riguardo alla gestione dell'emergenza Xylella, una fitopatia che ha portato alla rovina ormai più della metà del patrimonio agricolo della regione, la quale poggia la sua economia sulla produzione olivicola. Si tratta, Presidente, di una regione che ha nel DNA del suo bellissimo paesaggio gli olivi e che la mancanza di azione istituzionale ha ferito drammaticamente. Troppo si è aspettato e adesso si piange sulle migliaia di piante secche che devono essere tagliate. È per questo che il Ministero delle Politiche Agricole, oltre ad aver messo a disposizione dei fondi consistenti per la ripresa dell'intero settore, anche procurando delle risorse per i frantoi oleari, ha voluto scendere in campo con interventi normativi che permettano di lottare ed arginare questa fitopatia in modo tale da fermarla, scongiurando una sua progressiva contaminazione al resto della regione e alle regioni limitrofe. È paradossale che il leitmotiv dello scorso governo, ce lo chiede l'Europa, sia passato in cavalleria l'unica volta che veramente doveva essere rispettato. Infatti non è stato seguito il protocollo europeo sulle fitopatie, portando così, con l'inerzia rallentata dalla macchina della burocrazia, alla morte di migliaia di piante, alla perdita di aziende e di posti di lavoro e quindi alla rovina di un intero settore agricolo strategico. Questo governo deve arginare una volta per tutte questa fitopatia e far ripartire la Puglia. Il governo ha messo a disposizione una somma pari a 300 milioni per la rigenerazione olivicola del Salento. Far ripartire la Puglia è fondamentale per il nostro ruolo di produttori in un panorama internazionale, nel quale nasce ogni giorno maggiore concorrenza e dove non possiamo perdere la nostra posizione, che sarà sì seconda per quantità, ma prima sicuramente per qualità del prodotto a livello mondiale. Veniamo alla Sardegna. La risposta di questo governo all'emergenza del prezzo del latte in Sardegna è stata senza precedenti. 2 grandi ministri, Matteo Salvini e Gianmarco Centinaio, si sono impegnati nel risolvere il problema che, oltre ad aver destabilizzato l'economia dell'intera regione, ha avuto delle ripercussioni sull'ordine pubblico. Il ministro Centinaio e il ministro Salvini si sono messi al tavolo per coordinare una risoluzione del problema tra soggetti che purtroppo da anni, hanno perso fiducia l'uno nell'altro. Parliamo del problema di chi produce il latte e di chi lo trasforma, dell'incongruenza all'interno dei consorzi di tutela e della mancata programmazione della produzione. Acquistare un prodotto DOP o IGP dovrebbe, oltre che garantire un prodotto proveniente dal territorio di riferimento, oltre che portare sulle tavole sapori, storie e tradizioni della nostra terra, dovrebbe valorizzare l'intera filiera. Far sì che quel costo in più, quella spesa che si fa volentieri come consumatore per avere un prodotto di qualità, vada a favore anche dell'anello più debole, ma fondamentale e imprescindibile per la territorialità, il produttore, in questo caso gli allevatori. Ed è per questo
che con questo provvedimento vogliamo rilanciare i nostri allevatori di latte ovicaprino attraverso lo stanziamento di 10 milioni che vanno a sostenere i contratti di filiera, di distretto, la promozione, le ricerche, gli interventi strutturali proprio nell'intero settore ovicaprino. Sono stati stanziati 14 milioni messi sul Fondo Nazionale Indigenti per l'acquisto di formaggi DOP fatti con latte di pecora, allo scopo di favorire un consumo delle scorte di formaggio, di abbassare altresì l'offerta facendo innalzare il prezzo e allo stesso tempo dare la disponibilità di un prodotto di ottima qualità a persone economicamente disagiate. Inoltre è stato varato uno stanziamento di fondi per la ristrutturazione dell'intero comparto latte ovicaprino e, cosa più importante, si vuole andare a perseguire, attraverso la registrazione da parte dei primi acquirenti, una maggiore tracciabilità che deve censire nel dettaglio la nostra produzione italiana, rendendo possibile una più saggia e lungimirante programmazione per valorizzare questa risorsa inestimabile. E soprattutto vogliamo monitorare fino all'ultima goccia il latte estero che arriva in Italia, perché se abbiamo da una parte gente disperata che getta il frutto del proprio duro lavoro per le strade perché il prezzo concordato è nettamente inferiore al prezzo di produzione, vogliamo sapere quanto latte estero, magari proveniente da qualche paese con costi di produzione e controlli qualitativi più bassi dei nostri, arriva e viene usato dai trasformatori. In questo decreto è stato anche inserito in un secondo momento un articolo riguardante un'emergenza ambientale che riguarda la mia terra, la Liguria, dove per anni l'ambiente è stato calpestato con la produzione di un veleno chiamato cromo esavalente. Si tratta di una produzione industriale che ha mortificato più di tutti una terra e un paese, Cogoleto, a chiara vocazione turistica. In quella terra per anni le precedenti giunte regionali hanno speso soldi dei contribuenti buttandoli in un buco nero che non ha portato alla sperata e definitiva bonifica del sito. Urge la messa in sicurezza di quest'area. Negli anni fino ad oggi è avvenuta la contaminazione delle falde acquifere, del fiume e del mare antistanti a questo sito industriale, pregiudicando gli organismi marini stanziali, trovati con altissime concentrazioni di cromo, senza considerare l'effetto che tale produzione può aver avuto sull'intero Mar Ligure. Infatti il cromo disperso si accumula negli organismi e quindi si propaga in tutta la catena alimentare. Di fronte a questa situazione tragica c'è chi ancora incolpa di poca attenzione per la salvaguardia dell'ambiente quei 4 pescatori rimasti come fossero gli unici e soli responsabili del cattivo stato di salute dei nostri mari. Proprio parlando di pesca, siamo andati ad aggiungere in commissione un articolo condiviso da tutte le forze politiche che qui ringrazio, con lo scopo di archiviare definitivamente il regime sanzionatorio, entrato in vigore nel 2016. Il quale, oltre ad elevare i verbali a cifre folli, non dava la possibilità di modulare la sanzione in proporzione all'entità della violazione commessa, criminalizzando e mettendo tutti i pescatori alla berlina come delinquenti. Un provvedimento che, unito ai regolamenti europei, non ponderati sulla particolarità del nostro mare, sulle nostre marinerie, sui nostri attrezzi da pesca, in questi ultimi anni ha messo in difficoltà sia i controllati che i controllori. Ha creato tensioni ed ha visto scioperi di intere marinerie che volevano solo una cosa: non essere considerate criminali. Ma non ci siamo fermati a questo in sede di commissione. Come Lega abbiamo presentato emendamenti che daranno un vero aiuto immediato agli operatori del primario, come l'anticipo della PAC da parte delle regioni, che potranno erogare fondi, anticipando quelli che devono arrivare dall'Europa, dando così un ristoro immediato alle aziende. Un aiuto al settore suinicolo, anch'esso in crisi per i prezzi, schiacciati dalla concorrenza a basso costo di paesi terzi e di paesi UE dove i costi di produzione sono notevolmente più bassi. Misure tecniche di contrasto alla febbre catarrale ovina, la cosiddetta lingua blu, interventi per il settore agrumicolo e per ultimo, ma non per importanza, l'intervento sul comune di Calci che abbiamo visitato, come ricordavano i colleghi precedentemente, con la Commissione Agricoltura. Insomma, votiamo un provvedimento che nasce per 2 emergenze che hanno colpito delle regioni dove questi comparti in crisi significano tutto, ma che ha accolto al suo interno anche altre criticità. Un provvedimento richiesto, fatto e portato avanti dal ministro Centinaio. Un ulteriore passo per questo governo nella tutela delle nostre produzioni, che ha visto nel decreto semplificazione un passaggio importante in materia di etichettatura degli alimenti. Un ulteriore traguardo nella tutela del Made in Italy, nella tutela dei consumatori e nella valorizzazione delle nostre produzioni locali. È per questa serie di motivi che annuncio il voto favorevole al provvedimento del gruppo della Lega. Grazie. Bravo.
Avete ascoltato Filo Diretto.
Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda! Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì, D43! Lo sa. E che se lo dice al suo commercialista fa tutto lui. No, Ruspa, questa non possiamo dirla in radio. D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare. Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Radio Padania presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Per risolvere un grande mistero, se puoi trovare tuo padre, sono la tua carta migliore. Serve una personalità elettrizzante. Quindi sei un Pikachu parlante senza ricordi che beve tanto caffè. Che questa volta ha tanto da dire. Voi lo sentite parlare? Pica pica! Sì, Pica Pica è adorabile. Non mi capiscono, ragazzo. Pokémon Detective Pikachu, dal 9 maggio al cinema. 40 anni sotto copertura. John Elizabeth Stanley, lei è accusata di 27 violazioni della legge sul segreto di Stato. Ha tradito. È come se non ti conoscessi. Sono tua madre. Per cambiare il nostro destino. Combattevo per i vivi. Io amavo il mio paese. Madre, amante, traditrice, spia. Judi Dench è Red Joan. Dal 9 maggio al cinema. Signore e signori, ecco a voi Stanlio e Ollio. Lo spettacolo è stato pura magia. La vera storia di un'amicizia irresistibile. Non puoi avere Ollio senza Stanlio. Avvincente e straordinario, incredibilmente commovente. Non vorrai andartene via, lo spettacolo deve continuare. Stanlio e Ollio, dal 1 maggio al cinema. Il più celebre serial killer d'America. Questo caso è basato sui delitti di un mostro. Ted Bundy è ora nella lista dei 10 criminali più ricercati dall'FBI. Sono innocente. Non crederai davvero a questa robaccia, spero. È su tutti i giornali, Ted. Io non ho fatto niente, Liz. Zac Efron è Ted Bundy, fascino criminale. Dal 9 maggio al cinema. Charlie, ci è andata bene finora. Dobbiamo ritirarci. Cos'è questa scemenza? Miglior regia alla Mostra di Venezia. Abbiamo abbastanza soldi per smettere. Smettere cosa? Di uccidere le persone. Sono molto più che fratelli. Sì, come no. I Fratelli Sisters, dal 2 maggio al cinema. Prima o poi ci ammazzeranno. Pronto? Pronto, buongiorno. Io vorrei solo dire una cosa, ma perché non vi rassegnate? Posso garantirvi che tra 10 anni ce ne saranno centinaia di scuole arabe in Italia, ma perché non vi rassegnate? Tanto vi lasciamo partire.